Sono 297 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime ore, salgono così a 4.401 gli attuali positivi, passando a 426 i ricoverati in ospedale, con un incremento di 4 ricoveri rispetto al giorno precedente. Di questi 38 si trovano in terapia intensiva, in più 3 rispetto a ieri, 388 quelli in regime ordinario, 3.975 i pazienti in regime di isolamento domiciliare, i tamponi eseguiti sono 4.509. Anche oggi si registra una nuova vittima tra le persone positive al Covid, il totale sale così a 336. La vittima è un uomo di Trapani di 85 anni. I nuovi positivi sono così ripartiti nelle province siciliane: 5 casi ad Agrigento, 18 a Caltanissetta, 85 a Catania, 6 a Enna, 63 a Messina, 87 a Palermo, 24 a Ragusa, 3 a Siracusa e 6 a Trapani. Ad Agrigento sono 2 i soggetti positivi, una trentenne e una settantenne, mentre la buona notizia riguarda la guarigione di una persona di 39 anni. Al momento Agrigento conta 14 positivi. A Lampedusa a risultare contagiati sono 2 docenti, almeno 4 alunni della scuola elementare Pirandello, che resterà chiusa per consentire l'intervento di sanificazione. A Sciacca risulta positiva un'operatrice del servizio di farmacia dell'ospedale Giovanni Paolo II. L'ASPA ha già avviato come da prassi un'indagine epidemiologica e ha sottoposto a tampone gli impiegati del servizio. Nella città di Sciacca si contano 64 positivi, 13 guariti e 3 deceduti. Ad Aragona sono 4 i soggetti risultati positivi. Gli stessi sono contatti stretti dei precedenti casi, quindi riconducibili allo stesso focolaio. In totale si contano 25 casi. A Santa Margherita del Belice a risultare positive 2 persone, marito e moglie, rispettivamente di 84 e 79 anni, mentre a Cianciana si registra il primo caso di positività e il sindaco Francesco Martorana chiede ai cittadini una piena collaborazione e il rispetto delle regole anticontagio.